Il Comune di Agrigento, per ridurre i costi della Tari, potrebbe valutare un nuovo taglio dei lavoratori in servizio. L'ipotesi, che al momento è solo tale, sembra essere stata lanciata durante una seduta della quarta commissione consiliare. A parlare, dicono i verbali, è un funzionario del settore ecologia che, nel contesto di un ragionamento più articolato sulla riduzione del costo del servizio, dice: il contenimento della tariffa passa anche dal fissare il numero degli addetti ai lavori, considerato che il maggior costo è proprio da loro rappresentato, e aumentare la quantità del servizio diventa l'obiettivo prioritario, anche con l'ausilio di tutti gli strumenti che l'odierna tecnologia mette a disposizione. Un passaggio che porta i sindacati a rimanere in posizione di guardia al momento. Crediamo, spiega il segretario provinciale della CGIL Alfonso Buscemi, era da tempo che non si sentiva qualcuno tentare di speculare sulla pelle degli operatori ecologici. Finalmente la politica e l'amministrazione comunale di Agrigento hanno preso atto che il senso di responsabilità e abnegazione di questi operatori ecologici va premiata e non mortificata, e ora scopriamo che un funzionario del comune non troverebbe proposte migliori per garantire un efficientamento del servizio e la riduzione delle tasse ai cittadini. Per gli abitanti di Agrigento resta comunque sempre un po' di confusione dopo l'organico, slitta di una settimana il ritiro della carta.